Luca Pavini a Veneto 24, con noi la Presidente Nazionale Club UNESCO Teresa Gualtieri. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera, piacere di essere qui e di poter parlare di UNESCO e di quello che la Federazione dei Club per l'UNESCO e tutti i nostri soci fanno come contributo alla crescita sociale, secondo i nostri principi. Presidente Gualtieri, possiamo confrontarci su cosa sono i siti del Veneto e le bellezze in generale nazionali che sono state tutelate dall'UNESCO. Certo, il Veneto direi è una regione emblematica per quello che l'UNESCO tutela, protegge, ma non solo. Io direi l'importanza dei siti UNESCO e di tutti i riconoscimenti UNESCO, ora magari mi addentro un pochino su questo, quanto possono essere importanti e quanto può essere importante non solo tutelarli e valorizzarli, ma quanto questi siti e questi riconoscimenti possono essere veramente una base fondante della programmazione economica, dello sviluppo sociale dei territori. Il Veneto è un esempio perché ha una varietà bellissima e eccellente di siti e di riconoscimenti. Io qui li ho voluti segnare per non dimenticarli. Ecco, un chiarimento: i riconoscimenti UNESCO non sono soltanto il patrimonio mondiale, è la lista più conosciuta, quella che fa riferimento alla Convenzione del 1972, che è la più nota, ma poi c'è anche importantissima l'altro riconoscimento, il patrimonio immateriale, che fa riferimento alla Convenzione del 2003, e ancora altri riconoscimenti che di cui il Veneto è partecipe. Mi riferisco per esempio alle aree MAB, fondamentali per me, il programma MAB che precede la convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale dell'UNESCO, Man and the Biosphere, quindi uomo e biosfera, le riserve della biosfera. Lei capisce che in quel momento, nel 1971, e praticamente, io amo dire, in casa UNESCO è nato quel concetto che oggi riempie tutte le programmazioni, tutte le discussioni culturali dello sviluppo sostenibile, perché l'UNESCO intuì e codificò, diciamo, per primo la sfida del mondo di oggi, cioè coordinare lo sviluppo umano dell'umanità, quindi tecnologia e quant'altro, con la tutela dell'ambiente. Sostanzialmente è questo, e ancora resta la nostra sfida, come ben sappiamo. Di queste aree MAB il Veneto ha dei riconoscimenti importanti, sono tre: la riserva Delta del Po, la riserva Po Grande e il Monte Grappa. Quindi lei capisce questi territori tutelati dall'UNESCO e dichiarati riserve della biosfera. Perché sono importanti queste riserve? Perché uniscono in sé non soltanto la tutela dell'ambiente, cioè della natura, ma delle comunità e della vita che nel tempo si è sviluppata in quei luoghi, quindi proprio il concetto di sviluppo sostenibile. Ma forse i riconoscimenti più noti sono quelli del patrimonio mondiale, Venezia e la sua laguna, ma anche la città di Venezia, la città di Verona, l'orto botanico di Padova, più riconoscimenti. L'orto botanico è stato il primo, e l'ultimo, il più recente, Padova Urbs Picta, quindi con tutti i cicli pittorici del Trecento. E poi i riconoscimenti mondiali sono anche naturali, quindi abbiamo le Dolomiti, ma non solo, la storia, i siti palafitticoli, alcuni sono riconoscimenti anche transfrontalieri, naturalmente, tutti questi dell'arco alpino. E ancora un riconoscimento in Veneto che si lega un po', credo, a quello a cui lei, diciamo, puntava, questo mio è lo sviluppo, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Quindi capisce che questi riconoscimenti UNESCO investono il mondo dello sviluppo, l'economia, quindi l'occupazione, nel Veneto, diciamo specificatamente nel Veneto, e poi ogni regione ha dei riconoscimenti similari. Ma in Veneto sono veramente
eccellenze conosciute nel mondo e che hanno anche i loro problemi. Venezia è emblematica in tal senso. Venezia, noi amiamo dire che Venezia rappresenta tutta l'Italia e insomma ci sentiamo un po' tutti veneziani, ma Venezia, voi lo sapete tutti molto bene, crea problemi, è sempre continuamente all'attenzione dell'UNESCO, perché purtroppo è l'esempio forse più grande, direi, uno dei più grossi, uno dei problemi più grandi nel mondo, di come tutelare Venezia, salvaguardarla, consentendo l'accesso turistico che Venezia ha, è un problema quotidiano. Infatti è sempre all'attenzione, siamo sempre un po' col fiato sospeso, perché un po' in bilico su questo riconoscimento. L'UNESCO dà raccomandazioni, istruzioni, insomma è chiaro che Venezia non si può perdere come riconoscimento UNESCO, ma ci si rende conto che è una gestione difficilissima, unica al mondo d'altra parte. Presidente Teresa Gualtieri, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno ancora nuove occasioni. Grazie mille, grazie. Un saluto anche agli amici a casa, alla prossima intervista.